Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sarà testimone nel processo per la trattativa Stato-mafia. Così ha deciso la Corte d'Assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto, accogliendo la richiesta presentata dalla Procura. I PM Teresi, Di Matteo, Del Bene e Tartaglia vogliono sentire il Presidente Napolitano su un episodio in particolare. Le preoccupazioni espresse dal suo consigliere giuridico Loris D'Ambrosio nella lettera del 18 giugno 2012. Questo hanno scritto i magistrati nella lista dei 177 testimoni da citare in corte d'assise. In quella lettera D'Ambrosio esprimeva il timore di essere stato considerato solo un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi, e ciò nel periodo fra l'89 e il 93. In quegli anni D'Ambrosio era stato in servizio all'Alto Commissariato per la lotta alla mafia e poi al Ministero della Giustizia. Nella lista dei testi la Procura spiega di voler chiedere a Napolitano ulteriori notizie su quella lettera e su quello sfogo, e la Corte fissa con la sua ordinanza proprio questo limite, la lettera di D'Ambrosio. Napolitano non potrà essere sentito su altre circostanze inerenti il suo ufficio, così come ribadito dalla Corte Costituzionale. I giudici hanno anche ammesso un'altra richiesta della Procura, la trascrizione delle conversazioni telefoniche fra Loris D'Ambrosio e l'ex ministro degli interni Nicola Mancino, che era intercettato alla Procura di Palermo nell'ambito dell'indagine sulla trattativa Stato-mafia. È un'altra testimonianza eccellente. I PM infatti hanno ottenuto anche la citazione di Grasso, oggi Presidente del Senato. Così spiegano i magistrati nella lista testi depositata in cancelleria. Il dottor Grasso dovrà riferire in ordine alle richieste provenienti dall'odierno imputato Nicola Mancino, aventi ad oggetto l'andamento delle indagini sulla trattativa, l'eventuale avocazione delle stesse e il coordinamento investigativo delle procure interessate.